Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. A Fabrizio Cicero chiediamo allora, dopo un anno si riprende con questa attività? Sì, finalmente questa è forse la vera ripartenza per noi. Partiamo da qua, da Piazza Libertà, con questo bellissimo track assieme a Emprosity, che è questa manifestazione ormai storica e unica in regione e non solo in regione. Per noi di Despar supportare il territorio è ormai una missione che portiamo avanti da molti anni. Abbiamo coniato il marchio I sapori del nostro territorio, stiamo lavorando con la regione per abbinare il nostro marchio a Io sono FVG per poter essere più forti, per poter raccontare le tipicità di questo bellissimo territorio. Ne ha moltissime e dobbiamo lavorare tutti quanti per poterle evidenziare e raccontare ai nostri consumatori. Nei nostri punti vendita i prodotti tipici sono tutti evidenziati e quindi è facilissimo trovarli. Li raccontiamo sui nostri volantini, li raccontiamo in queste attività che ormai per noi sono diventate una tradizione, funzionano, tanto che è tutto sold out, hanno prenotato tutti i posti disponibili. Questo è un grande successo e la grande voglia della ripartenza di tutti quanti noi. Ecco, c'è un'altra cosa, ci sono presenti i produttori che veramente hanno bisogno del sostegno adesso. Sì, i produttori hanno bisogno del sostegno e noi siamo pronti a dare quello che noi possiamo dare, i nostri punti vendita, i nostri clienti. Abbiamo la fortuna di essere presenti in oltre 50 comuni di questa regione e quindi di avere contatti ogni giorno con migliaia di persone. Questo penso sia un gran veicolo, un importantissimo veicolo per piccoli imprenditori che altrimenti non potrebbero avere questa visibilità. Sono convinto che se lavoriamo assieme sarà un successo per tutti quanti. A Tiziana Pituelli, responsabile del marketing Friuli Venezia Giulia, chiediamo: il progetto Sapori del nostro territorio ormai c'ha qualche anno, no? Sì, c'è qualche anno, lo abbiamo realizzato anni fa, siamo partiti con un'inesperienza sicuramente alle nostre spalle, ma poi anno dopo anno lo abbiamo in qualche maniera creato in maniera molto più precisa. Oggi ci ritroviamo all'interno della manifestazione Improsit riproponendo questo nostro progetto, che è un momento unico, ormai tanto atteso dalle persone che scelgono di venire a fare la spesa nei nostri negozi, un momento unico dove andiamo a valorizzare e a far conoscere, a mettere a stretto contatto i tanti produttori della nostra regione con la gente della nostra terra. Lo facciamo presentando i prodotti attraverso le conoscenze del giornalista enogastronomico Giuseppe Cordioli, lo facciamo trasformando la materia prima attraverso la maestria e la professionalità di due chef, uno italo-sloveno, Igor Peresson, e uno sloveno, Mattia Scinigoi. La scelta è una scelta voluta perché la trasformazione dei prodotti della nostra terra, rivista in qualche maniera dai nostri cugini, dei vicini di casa sloveni, sicuramente dà un risultato con un'ottica diversa. L'organizzazione di Sapori del nostro territorio oramai da anni è stata affidata anche a un'altra realtà importante del Friuli, alla Ufficina, che è un collettore, è un'azienda del Cervignano del Friuli che non fa altro che mettere anche loro in contatto quelle che sono le peculiarità dei prodotti con quelli che sono i loro clienti. Detto questo, è un appuntamento che Despar vuole continuare a portare avanti e lo porta avanti attraverso un track per permettere alle persone di poter partecipare. Siamo noi che andiamo nelle nostre comunità, passatemi il termine nostre comunità, visto che Fabrizio Cicero ha ricordato che siamo presenti su oltre 50 comuni, e non impegniamo le persone magari a percorrere tanti chilometri per arrivare da noi, per vivere queste esperienze che veramente ci regalano anche emozioni che vanno oltre alla conoscenza, sono proprio incontri anche umani. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Purda.
Collio e Quay. Sono Claudia Azzano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, Food, Wine, Music e sei in pole position.